Salut a tutti, ringrazio di seguire per Strette Piazzette et nanta pagina Facebook France Bleu RCFM. Et nous avons choisi cette semaine de vous emmener dans le Gionsani. Direction, pour ce quatrième jour, le village de Pioggia, à la rencontre d'un jeune maire qui a été élu il y a quelques semaines. C'est donc le nouveau maire de Pioggia, il s'appelle Antonio Casanova. France Bleu, RCFM. Somere da voi il 23 maggio di 2020, mere dunque di Agumuna e Beujola. Con un paese da voi giugo, allora io sono andato in Ajaccio, ho ingrandato in Ajaccio e una volta giunti in corti per fare i miei studi, ho il sud regolare in paese a fine di settimana per portare appena vita in più a un paese e a bere di Ujonsani. Per me l'impegno, l'interesse generale è sempre stato a un centro di mia vita, di radio. Mi sono impegnato all'Università di Corsica, mi sono impegnato in un mondo associativo qui in paese e dunque naturalmente che mi sono detto mi a affrontare un passo e a impegnarsi in una vita politica di un paese. Allora, Pioggia all'anno siamo una sessantina, fa parte dunque di Ujonsani, è una di quattro comuni di Ujonsani con Olmicapella, Awaliga e un mausoleo. È la più alta di Ujonsani, una delle più alte di Corsica, siamo a 850 metri d'altitudine. Ci sono parecchi baisoli, c'è un baisolo di Calchisalti in cima, dopo Tombalace, qui siamo a Evornulace, dopo dare dame un baisolo di Biojola e per compiere un baisolo di Burcili. Allora, i progetti per principiare voglio rimettere a popolazione e biogeolaschi a un centro di discussione di progetti e ben inteso lavorare con l'altro comune di Ujonsani e con la comunità di comune e la collettività di Corsica. Allora, la bene di un rurale per me per costruire a Corsica di umane cioè la principia con i paesi dell'interno, cioè la impegnarsi in questi paesi e abbiamo bisogno assai di gioventù, di militanti di un rurale per costruire la Corsica di umane. Et demain, pour notre dernier jour de Le Jonsagne, nous parlerons culture avec un bel outil, vous le savez, qui rayonne sur la micro-région et bien au-delà. Il s'agit de l'Aria. Nous en parlons donc demain dans Strette Piazzetta. Ringrazio a tutti e a domani. France Bleu, RCFM.